Ben ritrovati dalla redazione. Un uomo risulta disperso in mare dopo essere caduto dalla propria imbarcazione nella zona dell'isola delle Conchiglie a Lignano Sabbiadoro. L'allarme è stato lanciato dalla moglie in stato di shock. Le ricerche sono affidate dalla Guardia Costiera con la collaborazione dei Vigili del Fuoco che hanno monitorato il tratto di mare intorno alla barca. L'area è stata perlustrata dall'alto grazie all'elicottero decollato da Venezia. La centrale operativa Sores ha inviato in zona i propri equipaggi per dare supporto sanitario alla donna e per essere pronta a intervenire qualora venisse individuato il naufrago. Questione disparità retributiva tra dirigenti medici di Asugi in base all'area. Con una nota diramata dall'ufficio stampa di Asugi, il direttore generale Antonio Poggiana è intervenuto per rassicurare il personale medico, dichiarando di aver già convocato le organizzazioni sindacali del personale dell'area sanità per il prossimo 13 di agosto. In quell'occasione, ha precisato Poggiana, sarà presentata la proposta della direzione volta a realizzare la perequazione dell'esercizio 2024 del trattamento economico dei dirigenti medici di Asugi, al fine di evitare disparità di sorta nel trattamento economico fra professionisti della stessa azienda appartenenti all'area giuliana o all'area isontina, e ciò utilizzando la quota di perequazione assegnata ad Asugi dalla Regione con DGR del Friuli Venezia Giulia 48/2024. Trieste, la pista ciclabile sulle rive è chiusa un giorno sì e uno no ed è costata 590.000 euro di fondi PNRR, e tutto a causa degli arrivi delle navi da crociera e dei vari festival sulle rive tra stand e food truck. Lo segnalano adesso Trieste e Patto per l'Autonomia, che hanno presentato in merito una doppia interrogazione in comune e in regione. Riccardo Laterza, capogruppo in Consiglio Comunale per adesso Trieste, menziona anche i lavori in corso che bloccano la bretella dietro il miele da mesi, senza offrire alcuna alternativa, anche se il problema maggiore è rappresentato dalle navi bianche. Lo scorso anno, da aprile a novembre, hanno attraccato a Trieste 131 navi da crociera in 103 giornate su 244 giornate totali. Si chiede al Comune se in fase di progettazione fosse già noto che l'uso dell'area di fronte alla stazione marittima non sarebbe stato concesso, e in questo caso come mai non sia fatto un cambiamento del progetto. È stato rinnovato il Consiglio di amministrazione di Friulia in continuità con i risultati conseguiti dall'ultimo CDA. L'ho detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, a margine dell'assemblea ordinaria dei soci. Friulia è un partner strategico per l'amministrazione regionale che svolge un lavoro che trova una naturale convergenza con il sistema dei confidi Fines FVG Plus, unitamente ai settori istituzionali dedicati al potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti. Previsioni meteorologiche: sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura variabile, sulla zona montana cielo da variabile a nuvoloso, nel pomeriggio probabili rovesci o temporali sparsi che in seguito potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Sulla costa Borino, specialmente di notte e al mattino, temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 31 e 33 gradi, sulla costa minime fra 22 e 24, le massime fra 29 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.